Sembra essere rimasto solo Carpitella. Parte il numero 6, va col destro e trova un grandissimo gol Carpitella di punizione, battuto di Salvo sull'out di sinistra. Pallone giocato in verticale tra le parti di Rosato, che prova a girarsi e trova un grandissimo destro dalla distanza, ma risponde presente Paolo Bevilacqua. Allora si ripartirà da calcio d'angolo. Buona la posizione, arriva alla fine il cross, poi può calciare Piazza. Pallone che viene giocato, serie di conclusioni, serie di ribattute e poi la conclusione finale di Aiello che viene bloccata da Bevilacqua. Il Cus sta soffrendo particolarmente il dominio bianco-giallo. Zona cross per Amoroso, può andare col mancino, ne salta due di avversari, poi va in mezzo e si è divorato il gol del 2-0 Sparacino. Può andare al cross da lì, ne ha due uomini addosso ancora. Messina che alla fine si è riuscito a liberare Chiarello di testa, poi Rosato si coordina e che gol che ha fatto Rosato con la numero 9. Si prende lui la briga di pareggiare i conti. Parità dal campo fino a questo momento. Adesso prova a riaccendere la partita inglese. Può andare da molto defilato calciando, ma si salva di Salvo. Chiarello, l'appoggio. Si va al cross, dall'altra parte c'è Piazza che controlla anche molto bene. Poi si libera col destro, può andare al cross, respinge Bevilacqua. Chiarello, poi il pallone viene allontanato e si scontrano, hanno combinato un disastro qui i centrali del Cus, poi Di Salvo manca l'uscita e allora Inglese può appoggiarla in porta, la porta è vuota e finisce dritta in porta. Doppia follia quella quelli del Cus Palermo. Parte Chiarello col destro e trova un grandissimo gol Chiarello che firma la parità, fa un grandissimo gol. Ruvolo tocca il primo pallone, poi Teresi, grandissima conclusione dalla distanza, che ha fatto dall'altra posizione il gol del pareggio. Adesso ha la possibilità di portare avanti i suoi da punizione. Parte Chiarello col destro, la risposta di Bevilacqua, poi il pallone è rimasto lì, ma si prosegue. Batte scaduto, colpo di testa da allontanare, poi arriva la conclusione anche rimpallata, brivido per Di Salvo. La gioca a cercare un colpo di testa di Chiarello, poi Teresi va in pressione, la riconquista anche ancora Teresi, può insistere, in grandissima verticalizzazione e c'è calcio di rigore a favore del Cus Palermo. Andrea al dischietto, può portare in vantaggio i suoi. Parte Ramacca, 3-2 a favore del Cus, vantaggio per quanto visto in questa seconda frazione di gioco. Pallone aperto dall'altra parte dove c'è Ruvolo, può accentrarsi, Ruvolo va col destro, conclusione ribattuta, poi arriva Ramacca, altra conclusione, altra tiro ribattuto e quindi calcio d'angolo. Il tocco del numero 19, è arrivato adesso Messina, poi Piazzese, può chiuderla il Cus, Piazzese in mezzo, sta arrivando Messina alle spalle di tutti e poi il salvataggio di Bevilacqua. Arriva Messina, pallone allargato, è buono per Ruvolo, palla in mezzo, Piazzese e arriva alla fine questo definitivo 4-2 che chiude i giochi e porta in paradiso il Cus Palermo, e penso che ci proverà anche se non manca più niente. È finita la partita, sembrava un fischio di un calcio di punizione e invece no. 4-2 il parziale, vince il Cus Palermo.